Lusso. Va bene? No final da nostra live faremo il sorteio desse livro. Giusto, Cosita? Sì, bellissimo proprio. libro. Cosita. Andiamo avanti. Bene, qui in casa i vol che nanti si fa qualche scherzo. Mia vera? Sì. Bene. Ma sapevamo neanche. Sappiamo mica scherzare, Oh, ma quella si impara. Ascolta bene, Sì. ancora è il giorno internazionale del miglio. Miglio. Sì. Miglio. E noi altri siamo le persone che denominati polentoni. Sì, vero. Polentoni. Sapete tu mia? Noi sì, altri siamo i polentoni. Una volta che quando uno fa qualcosa di raro, diceva guarda quella che è polentone. È un polentone. Comunque lui era Sì. mezzo pigro, come che polentone. polentone. Noi siamo polentoni tutti. Tutti. Sì, sì. Ma polentoni perché se mangia tanta polenta. Proprio. Non so se altri sapete che una volta che c'era anche una malattia che chiamava la pelagra, che era falta di nutrizione no organismo per polenta mattina, mesdì e sera, e polenta e dele, polenta e dele, polenta, polenta cotta, polenta cunsa, polenta appena fatta, polenta brustolata, polenta e toccio. Polenta agra, perché metteva Polenta via nel fredda. geladeira in cui metteva via agra. la muffa. Ascolta bene. Per muffa, un pelo così. Ti ha detto là, è importante non ti parlare. Guarda bene. Vatti che si casa può di commentare, e feve sente, dend'è che se, dopo noi dobbiamo parlare quante emissore di radio eseguono altri. Ma una strica di radio, per onda rivista insieme, le dio trasmettere anche a lui. A rivista dice italiana, meglio. a unica rivista italiana do Brasil, Desiderio Peron struconasso a lui, dopo parliamo delle radio. Ma tornando in parlare meglio, quando si parla in miglio si parla in polenta. Polenta e toccio, e carne era un banchetto, era un pranzo, parola Sì, pizzetta. mia anche una volta in cui fa com'è che dice, la cangica. Cangica? No, anzi non si capisce che costume No, lì. Ma tanti fiane, Fea, il sì, miglio, il miglio. Ma ascolta bene, quando si erano proprio puaretti, tanti di casa, adesso che ha 70-80 anni, gli va a pensare polenta e seule. Barbarità. Vamos commentare. Buona. Então, veja bem, uma refeição com polenta e cebola. Polenta e cebola, punto e basta. Sì. O se no, polenta e radici, con seule. Radici, meglio polenta di radici che polenta e segole. Ecco, vero. Ma polenta e che ancora? Polenta qua. e tutto. E Polenta e tutto. Fortaia. Buon, fortale. guarda, era un pranzo. No, la lì Era un pranzo. lì è un pranzo. Ma una volta si mangiava. Ah, sì? No, che se si aveva sì. poco, niente. Ma Solo si quando che mangiava. veniva a visita a casa, allora eh. si faceva mangiare buono. Anzi, No, preghiera antes- che venisse a visita a casa per mangiare Ah, sì, cioè, Sì. Ma si mangiava senza sobrea. Si fancea. Sì, sì. Mio nonno era sparagnon. L'ora de notte col ciaretto. Te mettei un salame, che era un spago, in cima a tatola. Sì. Picca su de sopra. E il metteva il salame ligato che spago là. Allora il ciaretto. E il fea una ombria col salame. Ah. Capio? E non altri, la nonna tagliava ella col fil a polenta Sì. e attretta il piatto. E non altri col pilon se tagliava, se toleva sul il boccon. Sì. E se pocea te la ombria del salame. Che Ma il- buona che l'era! Che il salame là il durea una vita, cioè. E se andava a tagliarlo solo quando veniva gente alla casa. Parenti. Sì. Qua anche le No, buone. ma- No, ma cosa buona da Bella mangiare. Vero. Bella grossa. Polenta e umbria. Sì, che tu mai mangiato polenta e umbria. Quelli dell'Italia che aveva un costume che chiamava un pesce la sardella, ma non era il lambarì nostro, era un pesce più grande. Sardella. La sardella, quando che la è tipo baccalao, Sì. cosita, e la laga un odor buon. Ah, sì. Allora quella là anche pocea polenta te il boccone e pocete che il pesce là da sardella Che sardella sol per dare odore a polenta. E allora la polenta espulsa. Polenta e odor. Polenta e odore. Pidia panza. Scusa e odore che differenza. Non muda niente. No, scambia, sì. E ti che mangiare polenta e che ti cavarissimi mia più voglia di mangiare. Bah, polenta pura. Polenta pura. No, ma ascolta bene. Neanche se era Guarda Dio qua, pensava che guarda c'era. bene. I bocconetti. Gatto, mangiai i bocconetti di mamma e di nonna? Io mangiai claro. Ti Marino. Sì. Bon, adesso sì. cosa seli sti bocconetti? Qui era buoni. Ascolta bene, mi qua a casa ancora.
eu até vou falar em português para que ninguém perca. Quando a gente faz a polenta, bota no tabiel ou na madeira, aquela... Il tagliere. Tabuleiro. Tabuleiro. Abbiamo difficoltà in parlare il brasiliano. Português. Bota no Ah, tabuleiro mas a polenta, tabuleiro, sim. quentinha com aquela fumacinha. Eu tenho o prazer de ir lá, olha bem, eu pego uma fatia de queijo, sento e como pura. Polentinha com queijo, polentinha com queijo. Quando eu como polenta e queijo, que eu sinto o sabor somente de polenta e queijo, mas pouco queijo, Sim, pouco, sim. eu volto no tempo. Eu volto no tempo, eu me lembro do nono, da nona, onde eu estava quando eu comia. Porque quando nós entrávamos dentro de casa, no final da tarde, uma fome Sì. louca, né? Mate de fame. Ah, A nona, para contentar nós, ela pegava um pratinho, botava uma polenta e botava nós na mesa com queijinho, a gente ia comendo. 2 e 3 a gente não jantava, já capotava. Sim, Ecco, dormia. com polenta e queijo. Então, aquele sabor da polenta e do queijo, eu volto no tempo, porque a gente comia demais. E nei bocconetti, era o que era i bocconetti? Não é... muitas pessoas vão achar... que schifo. Schifoso. Nojo. O que a nona, a mãe fazia? Pegava, botava na boca a polenta com um pouquinho de queijo, mastigava. Depois pegava e passava para nós. Era como se fosse uma papeta. Se ele deu, cosita, vendia lá. Hoje tem as comidas prontas, né? Naquela época não tinha. Era isso daí. Ma guarda, sai che mi piaceva fare anche quando che mie sorelle facevano polenta, mi tiravano giù il fogone. Ti sai quando che ti smissi a polenta, sempre casca fuori, Ecco. guinzi. Sì. Allora che questi sguinzi insieme al fogone, allora faceva tipo un E si balocchetto secchi- e si secchetti. secchia e Boh. cattarli su e mangiarli. Attorno insieme al E le fogone. croste della polenta. No, ma croste era un banchetto. Era Sì, un pranzo. buono, lì era- Ancora in cui mi rimane. Le croste mangiava con latte, Sì. latte Latte. caldo, era disputato. Cosa é le croste? O que é le croste? Era aquilo que ficava grudado na panela, porque quando tá fazendo a polenta, depois vocês vão ver o vídeo, né, Marinho? Sì, dopo andiamo Quando a ela mostrare. desgruda daquela camada, é porque ela tá ficando pronta. Sì. Aí era un banquete, né? Ma le mie tutte le pignate, le padelle che fa la crosta, che si Sì. distacca via. Quelle in cui non fa Maravilha. più. Ma il caldiere di Tu che sei ferro? Sì, sì. Sì. Caldiere di ferro. Cosita, sì. Ah, sì. Storie che abbiamo della nostra polenta e il nostro... Proprio così. Para concluir, le prime polente, le nonne, le fava nel fogoler. Sì, Sì o la no? mamma faceva tanto. O que era o fogoler? Não tinha o fogão. Aí era uma caixa de madeira alta, 1 metro do chão, de quadrado, enchia de terra e fazia fogo ali dentro. E botava a calheira, que é a panela da polenta, Picada. com uma corrente na cadena Picada, tá na e cadena. pendurava nas tesouras da casa. Sì. Daí com um pano, com os traços, E tenia- segurava a polenta. E com a outra, mano smissia. Pare attorno. pareto. Ma pensa ai gnocchi, il padre diceva guarda che ne risieri I pulga molinari. 40. Il molinaro Diceva era, i molinari. risieri pulga era il molinaro, diceva ma madonna guarda che ne risieri 40, gnocchi così di farina Beh, imbaloccata. Bem, e allora nós pensamos em fazer essa abertura sobre a polenta, porque realmente polentoni, no? Sì. E parlare di che hoje é dia internacional do milho, Del miglio, é um dos produtos mais cultivados Sì. no mundo. Ecco. E é uma alimentação muito importante, muito saudável para nós, porque tem os derivados do milho, e para os animais, porque a carne não vem só da grama. Sì, né? Il A miglio, carne- il miglio. O Del miglio miglio. viene tutto. Questa dica è di Amighi Plus. Mighi Plus. Mighi Plus, un proprio. saluto a tutta la equipe da Mighi Plus, giusto? Cosita. Maravilha. Ecco. La polenta non la cai di moda. No, a mai polenta. così. Bom, a differenza da polenta de antigamente e de hoje é que antigamente era a base de polenta. Hoje se comia durante a semana, no sábado e domingo, ou no domingo, era uma massa, era uma coisa diferenciada de polenta. Hoje tu vai no restaurante... In cui si deve guardarle un mangiare de lusso quasi. Sì. Non de lusso, ma che ne tanti tipo pieni di soldi che apprezzano la polenta. Sì, e una proprio. volta era quasi una vergogna mangiare polenta. Si Ecco. mangia solo polenta. Sol polenta, sì. Eh? E polenta fredda. Sì. Polenta fredda con le grippole. Beh, Sì. ma ancora in cui si mangia. Sì. Una volta mi domandò al Frei, il poro frate Rovilio Costa, se polenta fredda feia carità, perché il pai diceva sempre, il pai, me poro pare,
che lì il sa neanche se polenta fredda fa carità. E le aveva acreditato lì. Sì. E allora amico mettesse sotto la testa, mi avevo domandato perché che me pupà e il Dice diceva così. Ah, perché il calcolio è che persona era una persona che capia mia tanto delle cose. Ma adesso vi domanda, e vu, cateo che polenta fredda fa carità? E lui ha detto così, Tavara, se te che la dè con gusto, con amor, per coparghe la fama, sì, La fa carità. È una carità. Ecco. Così. Anche se le fredda perché Ascolta, Sì. femo una frotoletta corta o no? femo. E dopo mi va a bando i suonatori. Ecco, mi tocca smisciarli su, ne? Tu che misciali perché vale lei. Ora che in coi mi tocca finire Le diese. le in diese, punto. diese per diese tocca dire ciao. Tu le cose le 10 in poncio. Lo sponcio. Che voleva sai parlare in Cina. una cortina o no? Una cortina. Sì. Dicevo ciucchi, parliamo di quei ciucchi, perché Ciu- quei un ciucchi, ciucco, sì, sì. quei ciucchi anche in magna polenta tanta. Oh! Ti mangi polenta cosa si ciucco? Ma amico, ma hai fatto a ciucco? Ah, buono. No, ma per dirla giusta, quando che se sei tanto ciucchetti o passa via del punto, a se ga mia fame. No? O se ga manco Te perdi fame. a fame. perdi a fame. Dici Vai, di e sì. allora il ciucco... Cioè, il ciucco sei della bodega di a casa. Il passa così non sapeva più che l'era. Perso tra montane. Le andava avanti una casa che era il portone così. Con un litro sotto il braccio, porti a casa. Ah, acqua, sì, del un litro. riserva. Acqua del riserva. E lo viene la donna, e lo cala e l'uomo. Sì, ah, buono allora. E infatti con l'altra casa, il batte là di nuovo. Con il litro sotto il braccio. Il litro sotto il braccio. Cioè, battea così, il litro sotto il braccio e veniva fuori la donna e dice, cosa che nero? E lo casa il tuo uomo? Sì, ah, buono. Passate, c'ho avanti lui questo litrone avanti. Passa là. quante Vai, il famiglie. Vardia, c'ho il Vardia, così. Le andate in un'altra e gabba a testo. La donna che dice, cosa ha avuto? E lo casa il tuo uomo? No. Allora vieni fuori a vedere se sono mio. Se vi pido che l'era la casa. Bon, lì se me a sé, mi Sì, va, Vai via con qui beia adesso. Falli lavorare. Sì, adesso vanno i suonatori. Tala mi saluto, Riva. Come steu? Tutto a posto? Tutto bene? Tutto tranquillo? Guarda che stricca di gente qua. Pelè, tutto bene? Certo. Ecco, questo qua mi godo smentega il nome. Dirceu? Tutto bene? Tutto bene. Ecco. Gomez. Betto Piccini, siamo levare insieme, se conosciamo bene, passare fame insieme, giocare bola insieme. Anche Neuri? Ecco. Buonasera. Chi che parla in nome del gruppo? Mi adesso sono cascafora qua, devo che ficare una frente. Proviamo mieti. Proviamo, dai là, vai. Buonasera a tutti, volevo ringraziare il nostro amico Edgar, tutta la sua equipe per il bel convite che mi ha fatto per venire qua a mostrare un poco del nostro lavoro. Dei cantiamo un po' in musica italiana, un po' in brasiliano, se potrebbe farne un po' in polacco, ma un coi no è. Poi no. No. Gomez tu che il cantessi in polacco. Isso, Gomez dopo il canta uno. Bem, e allora o gruppo Mensageiros è di casca o tem uns de fora, né? Na realidade, somos ali de casca, daí a gente se junta ali para ensaiar e para sair para tocar ali em casca, mas na realidade o Giba é de Paraí, o Pelé é de Marau, o Dirceu é de Vila Maria, o Gomes é de Vanini e o Pessinha é daqui de Serafina, daí em casca mesmo sou eu. Muito bem. Desculpa que eu tô aqui no meio, é que a turma é grande aqui. É que Tita é si belo, depois está ali. Os Mensageiros é um grupo que, no geral, faz música para terceira idade, é isso? Mas sonemos de tutti, musiche nuove, vecchie, un pochettino di tutto. Bom, mandar um abraço pro pessoal da Rede Gaúcha de Supermercados. Isso, foi che abbiamo bonito fatto lá, una Dirceu. bella festa là a Casca, un struconasso a tutti quei che le drio vardarmi da Rede Gaúcha ali de Casca. Va bem. E allora, cominciamo con quale? Femo il vinho è buon. El Vin Le Bon! Uhul! Vai! Il vino è buon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavaliere. Il vino è buon, è un bel bicchiere, è
serva che il cavaliere, e il vecchio in cantina, il caffè e il vino, i tosi te a cama se streghe il pirin pin pin, e il vin le bon de un bel bicchiere, le meglio la serva che il cavaliere, e il vin le bon de un bel bicchiere, le meglio la serva che il cavaliere. La vecchia sua stalla monseva le vacche, le tosette a cama se sfreghea, le culate e il vin le bon de un bel bicchiere, le meglio la serva che il cavaliere, e il vin le bon de un bel bicchiere, le meglio la serva che il cavaliere. Un struconazo a tutti gli italiani che le dio assistirmi. E il vecchio la casa l'usava la britola, le tosette a cama con Deo de un occhio, e il vin le bon de un bel bicchiere, le meglio la serva che il cavaliere, e il vin le bon de un bel bicchiere, le meglio la serva che il cavaliere. I pomidori te l'orto murciava la foglia, le tosette a cama moria della voglia, e il vin le bon de un bel bicchiere, le meglio la serva che il cavaliere, e il vin le bon de un bel bicchiere, le meglio la serva che il cavaliere. Adesso facciamo il beijinho doce per tutti quelli da terza idade che le devo guardarne. Oh. Beijinho doce que ela tem, depois que eu beijei ela nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce, foi ela quem trouxe de longe pra mim um abraço apertado, um suspiro dobrado, que amor sem fim. Coração quem manda quando a gente ama, se estou junto dela sem dar um beijinho, coração reclama. Que beijinho doce, foi ela quem trouxe de longe pra mim um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Coração quem manda quando a gente ama, se estou junto dela sem dar um beijinho, coração reclama. Que beijinho doce, foi ela quem trouxe de longe pra mim um abraço apertado, suspiro dobrado, e amor sem fim. Eita lá, que spettacolo, che maraviglia, cosita sì che bel sonare, voy a debalar, che beijinho doce. Beh, mi una strica qua de radio, emissore de radio, cioè, che se Dio trasmettere. Allora, volevo mandargli un saluto a quei che se casa di ascoltarmi. Non mi vede, ma mi ascolta. Radio Studio de Nova Araçá, Radio Comunidade de Viadutos,
Princesa do Vale de Lindóia, Santa Catarina, Antares, Quadro Vespasiano Correia, Jacutinga de Jacutinga, Sintonia de Ipomirim, Araucária de São José do Ouro, Cidade de Nova Alvorada, Brescia Mais, uns truconaços, lá no que Guadanhal, Festival de Abuzia, Portavia, um alto novo, a Nova Brescia, uns truconaços, Rádio Líder, Ervaldo Oeste, Rádio Nativa de Biraiaras, Minuano de Sarandi, Cristal de Nova Itaberaba e anche quelli della rivista Insieme, che è Peron. Loro mi ha detto che loro desideriano trasmettere in tel YouTube, Facebook, LinkedIn, è così, Josi, Twitter e Instagram. Allora a rivista che ha tutte queste piattaforme, la è ascoltata per tutti i cantoni anche fuori del nostro Brasile. Abbiamo un'audienza grandissima, mi tocca far pulito tutti qua, perché il mestiere è grande. Allora un ringraziamento tutto quanto speciale a questa gente. Dopo noi torniamo per parlare del libro del sorteio e della campagna di parlare italiano. Andiamo ai nostri patrocinatori culturali, torniamo in seguito, ben desguelto, vai! A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. torniamo allora. La settimana che viene avremo una TV che va anche a trasmettere il nostro filo. Che meraviglia, vero? Un saluto a Fabiano da Conecta Mais qua di Nova Prata. Ma no antes final della nostra sera qua, del nostro filò, le 10, avanti di finire, faremo sorteio di un libro. Dopo lo porto qua, per mostrarvi questo libro, che è di Leo Peruso, scrittore, maestro, ecco, che parla sulla colonizzazione qua della regione di Guaporé, va bene? E un'altra cosa, non so se avete visto che Gesè parla italiano, qua di Drio Gesè parla italiano, cosa zelo? Alla cena campagna che noi oggi vogliamo fare, Marinho vieni dentro qua, anche a te Brutin, vieni dentro qua, Brutin vieni ti davanti che ti sei più grande, ecco. Mi sono più bello, non più grande. Sì, più bello, la campagna che noi oggi vogliamo fare, è perché le persone le va a capire, sì, è che noi altri vogliamo anche con la nostra live, con il nostro filò, incentivare il nonno, la nonna, i piccinini a parlare italiano. Giusto? Cantare in italiano, storiette in italiano. Ecco, mi è cosita? Proprio. Proprio cosita. Allora il nonno e la nonna conteghe ai piccinini le storie. Se non che ne è un che sa insegnare italiano ai nettini del nonno e la nonna. Perché Ecco. tu parli in mio tanto. E allora... Ecco, e mi lo dico sempre, non adiantano altri spaccarsi, non altri tirare avanti, non altri dedicarsi, non altri fare di tutto per mantenere l'italiano.
E se non diamo sequenza, se non conseguiamo passarlo ai nostri figli, ai nostri netti, ai nostri Proprio. bisnetti, mia vera? Ecco. E noi altri, io lo dico sempre, mi go orgoglio, mi go così un piacere di parlare italiano, perché noi altri avevamo soffrito per parlare italiano. E mi ridea Drio, se era stupidi, se era coloni, se era... E in cui siamo qua. Manteniamo la nostra lingua, manteniamo la nostra cultura e siamo qua e vogliamo passarla avanti. Proprio così. Allora la campagna nostra, perché altri ciapei e fei come noi altri. Su cartà, su per casa. Sì, su parla porte. italiano. Scrivila, parla italiano. Parla italiano. A parola, a frase, se una frase, due parole formano una frase. Sì, La frase, la ha due maniere di capirla. Una è, mi so che ti sei italiano e ti dico, parla italiano. Ti fa una domanda. Cosa ha avuto? Parla italiano. Parla italiano, avuto che? E un'altra, Marinho comincia a parlare in brasiliano e mi dico, Marinho, Parla italiano. Parla italiano. Sì, parla proprio. italiano, non in brasiliano, parla italiano con quei casi. La domenica, volevo adesso registrare qua in questo momento, è il giorno del italiano. È il giorno del italiano, è domenica. La domenica che si catta sui figli, la famiglia, il nonno, la nonna, il papà, la mamma, i netigni, i nipoti. Italiano in famiglia, ascolta bene. Domenica te vai a messa. Domenica a famiglia si casa, che nel sorrasco, che nel bever, che nell'abbraccio, che nelle tose che viene in casa, che nei figli che studia fuori. Ecco, tutto quel mestieramento lì, a domenica si catta tutti in casa. E allora è il momento di domandare al nonno e alla nonna, parli italiano che vogliamo imparare. Imparare, sì. Ecco. E lui Ecco, parla, sì. e lui fa questione di insegnare. Ecco, un'altra cosa, domenica alle di giocare bocce, giocare carte con gli amici. Ma parlare italiano. Domenica sì. alle il programma italiano. A domenica che è il radio con il programma italiano, Quasi ascoltiamo. tante radio. Programma E italiano. domenica, per dire e finire che domenica è il giorno di italiano con la Parlare famiglia, italiano, che che sia la è live. il nostro filò La italiano, italiano, che è un programma Fantastico! Scherzi a Globo, scherzi, Sì, un sì. fantastico. E aiutami a fare campanha. Vamos fazer campanha para falar italiano. Sim. Vamos voltar no tempo. Aqui vamos mexer com cultura. Vamos voltar no tempo, contar as histórias de antigamente, as brincadeiras, as risadas, piadas de internet, stand-up bacana, com italiano, português. Bom, menar alegria, entretenimento, in telecase. Minha vera? A domenica de sera, Gavia adesso qualcosa per vedere. Sì, proprio, Ringraziare i proprio. gruppi come os mensageiros che sei qua Sì. e a quelli che viene ancora tutte le domeniche, perché abbiamo visto che a domenica de sera le persone non le ha niente da fare, Sì. che le se casa senza niente da fare, che i gruppi che canta i se senza De folga, come i si Folga, dice. e mensageiros che suona tanto domenica no mesdì. Ma se no- lui aguenta anche domenica sera. sono notte E se intere. corre l'uni anche. Anche, Sì. ecco. E anche le radio le ha ricevuto la nostra proposta di trasmettere, perché loro andiamo distante. Quante Opa. persone, olha só, quantas pessoas estão nos ouvindo agora com mais de 30 emissoras com o programa ao vivo? Sì. Hã? Proprio. Um strucon. Considerável strucai para a nossa equipe Sì, qua. sì, Ecco. Che non sappiamo chi che sei, dove che si impiantai, chissà te un buso che sta in cima al monte, chissà, ecco, in Tutta una famiglia, ballata che il nonno dita. e la nonna che ha mai sentito non altri parlare italiano, un'altra roba, outra coisa, ó, compartilha, lembra di una pessoa que você conhece há muito tempo, que tu conhece há muito tempo e gostaria que essa pessoa assistisse ou ouvisse, faz essas pessoas saberem, é ou não é? Sì. Passa avanti. Passa adiante, vamos manter essa nossa cultura através da língua, a arte e a cultura do italiano. Para encerrar, na frótola, Sim, Ecco. Para encerrar, nós, dentro de pouco tempo, vamos nas cidades que têm as emissoras para transmitir a live ao vivo de lá, com os valores culturais da tua cidade. É só chamar que a gente vai. Minha vera? Giusto? Giusto Giusto, così. giusto. Ecco. Adesso mi varia caro di ascoltare qua che Franco Saccardo al punto lì? Sì, Franco Saccardo va a parlare solo il caudeano.
Ma cosa è lo caldeano? Sì, Caldeano. Caldeano. Perché Mario ti che ti sei? Che la panza grossa metti via tanti mestieri. Del Veneto, Sì, a testa che ti metti via i mestieri, no? Repubblica Serenissima Veneta. Come c'era i costumi na virata do anno di anticamente? Franco Saccardo, vai là. Cari amici del filo italiano, buonasera, come va? Tutto bene? Stasera vi voglio parlare di una curiosità. Vi voglio parlare di quando che scominciava l'anno del popolo veneto. Perché pochi sa sta roba qua. Ecco, immagine che i veneti aveva il calendario degli antichi romani, ancora prima di Giulio Cesare. E aveva il scomissio dell'anno è il 1 marzo, immagine. Ma una roba curiosa, sapevo qual è che è? Provi a ascoltarmi. Allora, l'anno scominciava il 1 marzo, e ora il primo mese già era marzo, e il secondo già era aprile, e il terzo già era, così dopo di aprile? Maggio, giugno, luglio e agosto. E il settimo mese del calendario veneto si chiamava settembre, 7. L'ottavo mese si chiamava ottobre e il nono mese si chiamava novembre e il 10° mese si chiamava dicembre. Ma che bello, una roba incredibile, eh? E c'era proprio in armonia i nomi dei mesi, c'era in armonia col numero dei mesi. Interessante. Però cosa è successo? È successo che arriva Napoleone nel 1797, arriva Napoleone Bonaparte, che finì fuori con la Serenissima Repubblica Veneta e che porta via anche il calendario dei Veneti. Ecco che lui l'ha introdotto e l'ha messo, quando siamo sotto la Francia, e ha detto basta il calendario veneto, adesso mettiamo quello di Gregorio Magno. Però a settembre non c'era più il 7° mese e neanche a dicembre non c'era il 10°, ma già diventa il 12°. Allora qua già era meglio. Ecco, già questa è la curiosità che volevo dirvi stasera. Con questa occasione di stasera voglio mandarvi un saluto a Marco, voglio mandarvi un saluto a Marino, voglio darvi un saluto a Roger. E dopo voglio darvi un strucconasso al mio caro amico Edgar Marostica. Però vi saluto tutti. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao Franco, struconasso anche a te, una maraviglia, spettacolo! E noi altri siamo qua anche per cantare, per animarvi altri che si casa. Mia vera che se così, mi va a banda i suonatori, os mensageiros. Neo, vai là con te. Isso, daí volemos assar il contatto, chi che vuol contrattarnos altri per animare feste, jantar danzante, baile di terza idade, casamenti, chi che vuol maridarsi, un coi se marida mi appina brutin, e se aggiunta ma qualche cosa non andiamo a animare in stesso. Daí chi che vuol ligare per contrattarnos altri le 999 360299 54 aqui na região. E se não, aqui que vuole entrar nas redes sociais, daí entra ali, mensageiros, casca, que daí tem tudo ali. Que nem perde vídeo, perde baile, aqui que vuole guardar-me sonar. E daí, beleza. Daí, femo un'altra musichetta, né, pessoal? Flor do meu jardim, né? Isso, quella lì tutti che piace. Questa qua la zebona. Beleza. Muito boa. Em meu jardim nasceu a linda flor, seu perfume me apaixonei. Eu pensei em fazer ela feliz, a felicidade foi ela quem não quis. Eu pensei em fazer ela feliz, a felicidade foi ela que não quis. Desgracida. Eu já vi
vi essa flor no jardim e pensei em tirar ela de lá. Não pensei que ela fosse assim. A linda flor nunca viveu pra mim. Não pensei que ela fosse assim. A linda flor nunca viveu pra mim. Se eu tivesse um jardim igual aquele, eu teria a linda flor comigo. Se ela voltasse dizer que foi errada, mas acontece que pra ela eu não sou nada. Se ela voltasse dizer que foi errada, mas acontece que pra ela eu não sou nada. Chega mais um sucesso do Terceira Dimensão. Meu bem, eu tenho um defeito, já tenho certeza que você notou. De vez em quando eu fico gago, já nasci com isso e ainda não passou. Eu fico com fanho. O resto não gagueja nada, tá tudo certinho como o nosso amor. Se quiser provar meu gaguinho, pode ser um pouquinho, me chama que eu vou. Eu sou gagago, meu bem, mas tudo bem. O resto, meu bem, funciona bem. Eu sou gagago, meu bem, mas tudo bem. O resto, meu bem, funciona bem. Meu bem, eu não nasci gagago, já fui no doutor e o doutor me falou que tenho que fazer bastante todo dia aquilo que sua mãe não deixou. O resto vai passar com o tempo, é 5 ou 6 beijinhos depois que acordou. Se quiser me ajudar agora, tô pronto na hora, me chama que eu vou. Eu sou gagago, meu bem, mas tudo bem. Eu sou fanho. O resto, meu bem, funciona bem. Eu sou gagago, meu bem, mas tudo bem. O resto, meu bem, funciona bem. Che spettacolo, che maraviglia, fantastico! Allora, Ibata a gaita, Pelé na guitarra, Dirceu no vocal, Gomes no baixo e Beto Piccini, meu conterrâneo, da Capela Brasília, no? E Neo no clarinete, saxofone, o che mi stia lì? Sopro? Trompete. No trompete. Em nome de Adilnet, provedor de acesso à internet em tecnologia fibra ótica, Migi Plus, che garra som per tutte quante le bestie. Migi Plus. Sia cavalli, becche, piegore, polastri, porchi, vacche de latte, animais para corte, qualquer tipo de bestie belle e sane che vuol da mangiar bom. Migi Plus, ração pronta, suprimenti, cosa buona. Pian Alimentos, loro fa per can, gatti e pesci, altissima qualità e alta conversione. Avemo la vodka Raiska, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Ma non esquece, se beber, non dirija. Beba parsimonio, ecco, cosita. Pensate bem, mas é buona fare una caipira. Vodka Raiska. Solar Power Energy, 549-9910-1600. Tenha a sua usina de energia solar na sua casa. Eu tenho. Tá esperando o quê? Eco, liga. E tem mais, para quem quiser uma franquia, representar a Solar Power, também é só ligar, tá bem? Então todo o suporte, uma equipe de engenheiros fortes, capacitados, com muitos anos de experiência, vieram fazer a instalação aqui em casa, uma equipe profissional, com muito cuidado, com muito carinho, com muita experiência, são rápidos, tem todo o equipamento, é uma maravilha, va bem? Ma adesso noi volemo chiamare l'attenzione della nonna, il nonno qui che casa, perché andiamo a fare un poema del poro prete Joan Leonir dall'Alba,
magnari destiani. Ma elo perché che i magnari destiani i gera sì gran buni e se mangia con tanto volentiera le cose da poaretti che i me portea in tola. I radici tolti in te avaneda piantai con grassa de stala che fosse sta a farli buni il consier de lardo e aseo? E la polenta sul panaro in fette calde e grande o anche brustolata che sia sta il cagliero, piccate la cadena sopra il fogoler, a darghe quel buon gusto de meglio no genera. O un tocco de pan fresco con salato fatto in casa, magnà in colazione, sutte un sasso nella rossa, non te pare lo mia un magnar de fortunai? E quella costelletta cucinata te a padella, e la minestra calda con fasui e con le codeghe cucinata fin dalla 1 domesdì, ben cotta, tel brondo tutto negro per mangiarla alla sera. E cosa dici tu ti de un brodo de gal vecchio, slevà libero, te l'era, fora, e un piatto de sardelle pescae, tel rio, e un speo de tanti osei con lardo un tel menarosto. Non te gen mia acqua in bocca? E i gnocchi, i tortei, tagliadelle, fidelini, lasagne, cannelluni, buona la carne lessa con pan e tanto creme. Meglio forse carne al toccio con pevaroni tellaseo o con cauti ben passai. Anche una fortaia con lardo o con formai. Non è cose da buttar via, no? E un polastro al primo canto, ma anche chi sui e dulci de pasta perché gli era buni, ben più buni di adesso perché sarai era fatti dalla mamma? Ma doveni, come che se c'era, ben doveni, e contenti con quel che se gavea da mangiar, mai non se riclamea. Pan, formaio, salato e vin, con dofete de polenta, dopo ore della oro in mezzo al miglio bel, che de meglio in famiglia, tusi, che de meglio. Ma adesso, noi altri vi facciamo vedere che abbiamo fatto un video qua a casa, intanto che si fia dal mangiare e che si parla tutto quanto in italiano, di vedere cosa che abbiamo parecchiato. Vai là, Josiel. Bene, noi altri in cui siamo di fare un registro qua, Marco, Marostica, Maestro Ferro e Marino, un registro di un mangiare tipico italiano in famiglia. Perché in famiglia? Perché intanto che noi si fa il mangiare si parla italiano. Guarda qua. Ecco, questa è l'idea. In famiglia parlare italiano. Allora che avete visto che è scritto lì parla italiano, perché? Dice sì. Se non devo parlare in brasiliano, oh, parla italiano. Sì. Se no quando ti catti una persona vuol dire che invece di dire, e allora vai o che ferro? E dice, vai o che italiano? Parla italiano. È proprio così. Ecco, questa è la nostra idea di un mangiare tipico italiano. Però, cada uno ha fatto una varietà da mangiare. Sì, un piatto da fare. Sì. Marco Massaro ha fatto la polenta. Come si fa la polenta? Come ti fai la polenta, sì. Allora mi spiego sobre la polenta, come che la si fa. Che vuole 3 ingredienti, acqua, sal e farina per fare la polenta. Allora prima cosa, tocca ciappare la caliera e lavarla bene, dare una buona igienizzata, menarla del fogão. Dopo il prossimo passo è mettere l'acqua. Mettere acqua, mais ou menos até a quantia di polenta che si vuole fare. Metteste l'acqua, la seconda e il terzo passo è trarre il sal a gusto. Dando il sal, dopo viene la farina di miglio. Va buttando farina, finché la resta metà duretta. Allora tesmissi, e arriva un punto che resta cotta la polenta. E per vedere proprio cotta, è un segnale che si vede che comincia a destacarsi dalla caliera.
il segnale numero 1 di classe pronta. Allora dopo di lì ciappa il tagliere, mettilo insieme a mesa e butta la polenta insieme al tagliere. E allora questa la polenta. Mi l'ora ho fatto a fortaia. Per dirla giusta, a fortaia, la mia e mi fa come che vuoi me. Perché ci sono diversi magnari che ti puoi buttare dentro. Tutto gas come si ha col salame, bisogna che sia mezzo fresco. Te lo tagli su, te lo pesti su e dopo te lo butti a padella. E là te lo assi rostirse bene al punto che te volti. Dopo che nelle seule, taglia su le seule a tocchi, butta dentro la padella, rostirsi anche le seule. Non so se avete visto che è verde. Cosa sono queste foglie verdi? Le mie lingue di vacca, no? E neanche le lingue di mariamola. E se foglie di spinafre. E se gli uovi, mi metto dentro 2 uovi per persona. E poi mettere quanto che te vuoi. Li sbatti bene. E vuoi mettere il sale insieme agli uovi. E anche a tocchetti di formaggio, che sia formaggio fresco. Va bene? Questi sono i magnari che va dentro te a fortaia. Dopo, quando te vai dontare tutto questo, te scomissi con il salame, le seule, dopo buttare dentro gli uovi che si becca misturai su con le spinafre, ecco, e col formaggio, e dopo fuoco e smizia su, o serva di non bruciarla e resta al punto come che te volti per mangiarla. Questa è a fortaia. Allora amico ho fatto è il formaggio cotto, come si dice, no? Come si fa il formaggio cotto? Tocca parecciare un creme, si dice, no? Con uovi, farina di fermento e farina di miglio. Te batti gli uovi, te misturi su con la farina di fermento e la farina di miglio, che resta una papetta, dice una volta, così. Te lo passi, te creme che te pareccia e dopo te lo metti dentro, te la bagna calda per rostirlo. E tocca stare attento perché se passa via del punto e si desmansia, questo è il segreto. De stare attento, non mettere, quando la bagna è calda, non mettere il fuoco tanto alto, medio, basso, e stare attento e virarlo, resta un formaggio buonissimo. Questo è il formaggio rostio. E allora per ultimo ho fatto i radici cotti. I radici cotti, il processo è così: dar catali su dell'orto, dar sulla secer, lavarli bene e dopo metterli cucinare con acqua e i radici. Cucinarli bene, poi se cotti tirarli fuori, buttare fuori l'acqua, ciappare il radicio, fare il balocchetto come che a nonna la fa una volta e dopo allora ti tagli su, ben finetti, tagli su i radici. Dopo allora il processo di farli. Prima cosa, lardo, te ciappi lardo, te tagli su pure i tocchetti e te rostissi il lardo. Dopo quando è ben cotto il lardo, tira fuori i tocchetti del lardo e assa che ha gordura che si resta in la padella. Butta allora segole, taglia su segole e butta là e dà una refogata, come si dice, alle segole. E dopo allora cappa i radici, butta dentro le segole con la gordura del lardo e butta dentro anche il lardo e là allora smisia e cada pochettino, se resta massa sotto, butta dentro un pochettino di acqua per cazzarlo che non si bruci, che non si attacchi. E per finirla te che butti allora spacchi un 3-4 ovi a gusto, dipende da quantità di radici, metti che sul quercio, allora gli uovi si lessa, si cocina, dopo te fin, per finire per inserare te ciappi e te misturi su tutto e sale a gusto. E così ti ha fatto i radici cotti. Benissimo, allora polenta, radici cotti, formaggio rostio, fortaia, abbiamo radici con seule, abbiamo creme e seule, non te la conserva, te la seo. E allora adesso vi direi che andiamo a mangiare. A tutti quanti un buon appetito! E Magnoni!
Che magnata, Ho visto Brutin che avevamo fatto un... ma va di sebrai, ma se vuoi Sì, mangiare anche. Ah sì, che abbiamo limpa, che abbiamo nettato là, tutto quel che n'era là. Guarda, qua Sì, sarete un stravio. Ah, Sì, no, siamo andati sempre bene, me, solo me che mangio, che l'altro mangia Ma mia. che a posto, metti via, che è la mia Che perché anche metti sotto il pulso. braccio. Va bene. Cosetta, l'ora che abbiamo visto che siamo di fare una campagna, parla italiano. Sì. L'ha fatto anche a te? Sicuro? Te il tuo programma di radio, possiamo contare con te? Parla italiano. Parla italiano, Parla italiano. chiama le persone, le famiglie, ma- parla italiano con i tuoi satelliti. Quando scianta che sei Vincenzo. Pa, vengono calù. quando la scianta che Vincenzo sei- deve concentrarsi. Sì, sì, Io sì. pettenarsi, sai. Di farsi Ecco, bene. ma avevamo di parlare che c'è un video che viene a parlare del libro e sorteio per quelli che compartiglia, che commenta. Sì. Infatti che si casa a fare le persone sapere che c'è un programma adesso a domenica di sera. Pa, A domenica di sera non si fa niente adesso che c'è. Sì. Niente proprio no. Aveva un sempre che ne compromesso qualcosa domenica da di fare. sera adesso. Perché la domenica sera rendo che il personale si concentra per dopo il lunedì cominciare la settimana per lavorarne. Ecco. Sì. Dove sta Maria- casa, buttai do, vede, liga il radio o la live. Così Pronto. Marino Gallo, che è la via di Drio là? È un gioco di bocce? Qua che ne è, un mestiere qua a giocare le bocce, guarda che mestiere Ma bello. le bocce, ma non Le mi stiamo bocce, per giocare le bocce, eh. le bocce. No, guarda, le bocce e il boccin, guarda qua. Righe a Lisa. Che belle, e le fatte di tola, che si De vede legno. qua. Del legno, sì. Guarda che nelle righe che Mi nelle con le vite. righe. Che avete visto che tutti i suonatori e sentai i banchetti, no? Sì. Chi che le fa? Le Jair Maurina, che ha il telefono su. Jair Maurina, ah sì. 549 dopo 99 18 011 9991 80 11. Allora, il 9 davanti sempre a semaforo. passa fuori. Ora che Allora, trapaglia. 54 9991 80 11. 99 Guarda che 91 boccette. 80 11. E poi dopo facciamo una partita, mia Tina. Sì. Facciamo una partita. 9991 80 11 lei il telefono per quelli che vuol comprare bocce, Che banchetti, boccette. lui è un artesano, se che dice, vero? Sì. Gira dove, Marosta? No, a Trento, No, a Flores Trento. da Cugna, Oh. Strugonasso che ha gente là, ecco. Sì, Va così, bene. guarda che spettacolo, eh. Ehi, i vol frottole coi casa. Ecco. Frottole, allora I vol frottole. faremo i ga- fuori una frotta. I gas scrive e dopo andiamo a Frottole. vedere quei che canta la stella. Stella? La stella dei tre re. Che tre re erano ma quando giorno Stamattina Bartoldetto gli ha detto... Neanche da ultima. Bartoldetto il volventa live. No. Ah sì? No, credo Sì. mia. dico idea. Ma stamattina non avevo studiato, ma Bartoldetto viente a live. Mica meglio no, Marosta. Ma mi fa solo fiaschi, mi pare di vedere. No, Sì. nel caso che lui è un cara concentrato, lui è già in pia intera. Sì, anche a me Barto detto le mie babuco. Valti che si casa, cateo che Bartoldetto il gai deve venire anche a lui qua o che? E se il me parla parolasse panciane Brutte. Ti può restare responsabile perché Sì. Perché l'altra Odisseia che facciamo il programma che è il dottor Paolo che tende bene. Sì, ma qua non so se lo teniamo. In quel che fin dite che ne 4 re, che ne era 4 re, no 3. 4 re, che ha detto che ne era 4 re. Dove sta fuori qua il re? Perché nel Che 4 era parente Sono del suo Tataranuno di Bartoldetto. parlare in re. Una volta che c'era. Sai che dà il San Giuto? Sì, ciao. San Giuto, Soluso. Quando dà il San Giuto? E se Dio cresce, no, ti dice. Il tuo fratello San Giuto, ecco vale Dio cresce. Ora che ne era una monega? Mi dà il San Giuto quando bevo tanto. Ah sì, ma allora dite che ti ha dato poco San Giuto del cielo. San Giuto è Solusso, vero? Ascolta bene. Solusso. Allora ascolta che c'era un convento dei fra, Sì. ma che era le moneghe, no? Ecco. E allora che c'era una monega che aveva sempre sto San Giuto. Ah, signore. Ma non che passea, vai dal dottor. Arriverà del dottor, dà rimedi, manda a casa. E vai. Dì e notte non era Cristi de vivere da dormire con sto San Giuto. Allora torna in giù del dottor 3 di dopo che ha detto, dottor, fammi un favore, curami perché non c'è vita. Con Sì, San perché, Giuto. 3 di con San ancora Giuto. una monega. Una monega.
Sì. E allora lui la guardata fissa. Te sai che quando che ti ciappi un spauron, quando un ganso aiuto te che dai spauron, che passa? E dice di sì, Ecco. dice di sì. E il dottore gli ha detto, godato remedio qua, niente, godato remedio là, niente. Gli dà un spauron. Proviamo con spauron. Ha dato un spauron. La guardata cosita gli ha e gli ha detto a Ela, ti si intinta, ti si gravida. Per l'amor di Dio. Ma ha dato un colpo, se che fin sentata, mi sta Sì. bianca, robe da crepare e da morire. Passare San Giusto. No, No. è stata così, è andata via. Ma c'è pas un gassaista del consultorio come un viscio. E Sì. neanche ha dato ciao a nessuno, è andata a casa. Ehi. E il dottore le resta con una coscienza Pesata. E gli ha detto guida Adesso viene bale. adesso mi petena. Mm. Allora passa qui di mattina e ha pensato di man le meglio che vuol vedere come che sia la situazione. Sì. Al di la mattina leva su e sei mestiere a testa, là sono stato massa duro con, Sì, con sì. la monega. Ho dato spauron Le massacrando. da dritto lui, Ha le detto dà la dritto. sottosegretaria, ciappa e tendi la turma lì che mi va fine il convento. Sì. E torno in seguita. Cioè arriva le vette del convento, il batte là a porta, che era una tosa che ha detto la madre, diciamo, Sì, no? la madre. la La madre. superiore, Sì, era sì. lì. Sì, quella più Sì. cattiva di tutte. Ma Dio santissimo. Quella che comanda. Sila è, la che aveva nome Maria. Ah. Varento, Dona Maria, Irmã Maria, no Dona Maria. Irmã Maria, tudo bem? Tudo bem. Quem é o senhor? Eu sou médico, eu gostaria de saber como está a freira que tinha o problema de soluço. Olha, ela está bem, mas o Frei Antônio se jogou Del terzo andare. Se foi e frente. do campanil, se che tratto non del campanil, se che accopa. Come si chiama campanile in brasiliano? No, sì. Da torre. La torre, la O torre. Frei Antonio si giocò da torre, do sino, da torre do sino. Guarda che avanti che Ma abbiamo... il San Giusto che ha fatto... Ma che passa? Che ha passato. Che ha passato, sì. Era qualcosa lì. Ma guarda qua, allora il pupai del dita conta il nene che aveva un fratello di 7-8 anni, in cui andiamo a comprare una becca, ti vieni insieme. Una becca. Una becca. Una becca beh! Lei la cabrita la becca, perché Sì, la la piegora, e dice becche, ma la piegora... Piegora del Piegora, piegora. se ovelia. Ovelia e cabrita Lei la becca. la Una becca, sì. Bisogna comprare una becca, perché le becche le buone dell'Atene, una volta i nostri... Ma il fia formaio. Ma il fia formaio e Magari latte... resta... Mate con latte che dove veste ancora Resta gurdo. Che dove veste ancora mate con latte di cabrita? No, Di mi becca? no, de vaca. De vaca Dico sì, per ma questo de da me cabrita no. no. Migo mai sì, di ves e neanche non di... Perché che sono sta bere. piccolo qui dentro? Il latte della piegora non mi sta piccolo. Cioè allora è andato là, allora il cara, aveva la piegora là, sì, la becca per esempio. Sì, cioè. Lui è andato là, non si può le manti, la Dio, così, i quarti, te Sì, colte, sì. la faccia, così. Fare che carezza. Palparla su. Palparla Fare su che per carezza. Ah, perché voleva comprarla? Comprarla, Sì. andava a comprarla. Sì. Lui che ci ha preso per tette, così per la Lui voleva ubre. conquistarla. No, per vedere se era buona. E allora il fratello... da che vuoi comprarla, Vuoi comprarla, vuoi saber cosa vuoi che saber sono. cosa... Lui gli passava e la becca mansa, ne No, ferma. si muoveva. E lui passa insieme a schiena e tal. Finale che si dà un bel tocco, il tuo fratello guarda il pupà là che passa la mano, le mani. E che dice, pupà, ma perché passi tanto le mani così? Per vedere se lei è buona, che dice, allora mi la compro. Ma allora il vicino compra la mamma. Guarda, no, Ma lei è fatto veridico. Sì, sì, è ancora vivo quel che l'ha visto. No, è morto. Ah, è morto. Ma lui come lui là, guarda che... insomma, No, allora conosci neanche a becca loro. no, ma lui No. conta bene frotola. Ascolta, devo vedere i tosatei parlare italiano. Ecco. Ecco. Muito bem, olha só. Qual que é a nossa ideia? Se a campanha é no domingo falar italiano, parla italiano, vocês podem registrar e mandar. Isto Giusto. proprio. E nós guarda che metemos, bella- Mettiamo sì in o no? aria. Ma- mettiamo O nono su. falando com o netinho, É. ou o netinho cantando e tocando gaita ou violão, ou cantando América América.
mandei i video per Nantri che Nantri selezioniamo qua e mettiamo su. Domenica È il momento di tagliare in famiglia. In famiglia, sì. Tem que proprio. registrar o momento, pode ser com o celular, sempre com o celular na horizontal. Ecco? Sì. Celular deitado, senão aparece só uma tirinha, né? Ecco? Può essere così? Sì o no? Sì, sì, Registrei e mandei in famiglia, tagliamo in famiglia. Qua parla tagliamo anche il baccan domenica di mesdì. Sì. Churrasco, magnesia, vinha, quete dolce, un che chiama, un che osa, il churrasquero, è pronto là. E un che bestema anche. Italiano che bestema. Ma allora andiamo a vedere Vincenzo con le filastrocche. Cosa che dice? Cosa che mi vai là, Vincenzo? Din den don, le campane de Mason, con le suona le parbon e le batte tanto forte che le butta sulle porte, ma le porte se le ferro. Volta la carta e se un capello, sto capello se pien de piova. Volta la carta e se una rosa, sta rosa sa de bon. Volta la carta e se un melon, sto melon se massa fatto. Volta la carta che sei un matto da ligare. Volta la carta che sei un mare è una marina. Volta la carta che sei una regina, sta regina con 2 putei. Sti 2 putei fa osteria. Volta la carta che sei fenia. Din den don. 3 putelli sul balcone. Una che fila, una che taglia, una che fa capelli de paia, per andare alla battaglia, bianca e rossa in coloria, tutti che corre con sciopetto, capitano martelletto, casca intera sul paltan, leva su che setto da. Che orgoglio! Vincenzo, vai, è andato bene. Che bestia, che demonio! Al biscio, Altro che il pai. La colombina, la galeale, la colombina, la galeale, ma coleale, la tocca al cielo. la vecchia trivellina, la garavita fiamme, la Corna le culate, la strada più del Ecco, la mia rima. No, guarda qua, che siamo qui che sa. Sì, è meglio, è meglio. Neo, Dai. vai, con Valtri là. Allora femo Prima la colombina, colombina, né? Isso, femo a colombina. Che oferecemos a tutti i radioascoltatori che Dio ascoltar, o Dio guardarmi no altri, che mandemo un struccon a tutti. E daí chi che vuole anche contratare no altri per suonare un jantar danzante, italiano anche, suoniamo italiane, suoniamo un poco di tutto. Femo la colombina Pelé. Femo sì. Tá bom, allora. Demo Giba. La colombina, la galeale, la colombina, la galeale, la colombina, la galeale, e con le ali la tocca al cielo, la tocca al cielo, la tocca intera, la tocca al cielo, la tocca intera, la tocca al cielo, la tocca intera, sta primavera la vuoi sposare. Vegné la colombina che non la sole. La vuoi sposare allegremente, la vuoi sposare allegremente, la vuoi sposare allegremente, star chiedarente la notte e il dì, la notte e il dì, la notte e il giorno, la notte e il dì, la notte e il giorno, la notte e il dì, la notte e il giorno, quando ritorno la sposerò. Chegando mais um assim, ó, italiana. Oh. La vecchia trivelina.
La vecchia Trevelina, la vista corta e ancora la insulta il vecchio Trevelin. La vecchia Trivelina, la vista corta e ancora la insulta il vecchio Trivelin. No, 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 no così non dà, il vecchio Trevelin ormai la marcia pare. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivelin ormai le mangia. Il vecchio Trevelin di Roma e se cattiva, il va su per la riva, cantare il mandolino. E il vecchio Trivelin delle volte si incattiva e va su per la riva a cantare il mandolino. No, 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 no così non dà, il vecchio Trevelin ormai ne marcia pare. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivelin ormai le marcia. Adesso convidiamo Edgar Marossega per cantare un versetto insieme con altri. Prova, prova. Isso. Vecchio Trevelin, ormai ne sei cattiva, e va su per la riva, cantare il mandolino. Il vecchio Trivelin delle volte si incattiva e va su per la riva a cantare il mandolino. Allora, no, 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 no così non dà, il vecchio Trivelin ormai le mangia fare. No, 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 no così non dà, il vecchio Trivelin ormai le mangia fare. E Edgar mi suona un altro versetto. Ah va! Ascolta Solche, questo qua che fa per i vecchietti. Sì, 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 che adesso il vecchio va e il vecchio Trivelin se la recupera. Sì, 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 che adesso il vecchio va e il vecchio Trivelin se la recupera. Che allegria! Bellissima! Pisaria fantastico! E il fantastico è qua con Andre. Sì. Che sia. Beh, ma che abbiamo i nostri patrocinatori. Opa, mi tocca mettere Un su. minutin soli in seguito, no, anzi torniamo mica no una par contare. Ma sciocca la via. Vai là! A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.
Torniamo. Eu também com a minha barriguinha. Com a minha barriguinha. Sono me Pouca, ma è dico. sicura. Sai che mi go diminuire la pancetta, eh? Ho visto ciò, Eretto, come avanti loro? Ah, sì. Ma signor, Siamo che compagni perai. quasi mieti. Ascolta, mamma, ascolta, andiamo, che è una parte seria e Opa. dopo che è frotole. Sì, Sì. serissima. Ascolti bene. Ah sì, ciò, Marinho, ciappa là. Oh, Dend'è chi mi guarda? ma tu Che sei dedito? di Dio, sì. Pinto Bandeira, Jaquitiba, São Paulo, União da Serra, Formosa, Goiás, vedi aquele, Ecco, Formosa, Goiás, Frederico Westphalen, Ceará, Santa Catarina, Campinas do Sul, Aratiba, Passo Fundo, Itapema, Santa Catarina, Carlos Barbosa, Paraí, Caxias do Sul, Rondinha, Palhoça, Nova Trento, Erechim, Londrina, São Domingos do Sul, Santo Antônio do Palma, Barreira, da Bahia. Barreira, Bahia, várias coisas, hein? É Bahia. Xanxerê, Santa Catarina. Sanseré. Sanseré, Sapecó, Gadeta, Sanseré, Sanseré, Dopo vai anche essa sinceda. Centenário. Centenário? Centenário. Centenário de onde? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Centenário, Sul. qual é Rio Grande do Ó, Sul? essa cidade é nova, hein? Não me lembro de ter falado dela aqui nas lives, hein? Farroupilha, Sananduva, Pedras Grandes, Santa Catarina. Pedra Grande é um espetáculo. Faxinal, no Paraná. Faxinal, Paraná. Paraná? Faxinal, Paraná. Anche questa, ma che nel Faxinal do Soturno qua a Rio Grande, da Sì. Santa Maria, Barafunda, Natal, Rio Grande do Norte, Tusi, fin do che tu sei distante de Nandri così. Modelo Santa Catarina, Opa. Nova Araçá, Vista Alegre do Prata, Dois Lajados, Renascença del Paraná e Iguaçu del Paraná. Ora solo là. Maravilha. Ed è un bel epoca che di bello, città. che bravi. E Sì. qui delle radio, qua a Scianta le demo un'altre 20-30 radio che si devono ascoltare. Ascoltare, sì, che spettacolo. Una muccia eh? da- Ascolta bene, adesso ascolta. Giorno 6 si sta giorno dei re. Giorno di re, sì. 3 o Ma 4? Barto ha detto che detto che ne era 4. Quanto? Ma Magari come mi contare una sempre sia storia. 3, amico. Beh, sempre sentito. olha só, è cosa di necessità, ma lui che ha detto, Barto ha Sì, detto che il sì. viene a live, allora viene. Sabato detto? Ma la nostra turma quanti saremo dopo? Vio, ma 20. sabato detto che ne è 4. Sì. Lui ha confonduto con Rede e qui Rede giocare le carte. No, no, 4 no. Rede un bravo. No, il ga provare, il ga contare la Il storia. ha detto così, che un dei re le sa isto con la sesta. Che L'era tataraноno su di lui. Ah sì, parente L'è del andato, Bartolomeo. Parente del Bartolomeo. i saisti di casa in 4 re. Sì. Un portea. Oro, incenso E e mira. mira. E Luca aveva una cesta piena di cose belle e buone. Do agro come, E pa la strada, Su, che e andava massanza. cattando andarili, puareti, persone cascate in terra, ma da spaccare su. Partindo a No, fame. lui e che domandai a gatto mia qualcosa, allora lui vai. Dai, Nando dai. che avanti to. Quando che le arriva del bambino, la Era sesta era senza voda, voda. allora lui le mi è andato insieme i tre. Per quello che ne sono 3 allora. Sì, Allora lui era capito- per essere 4. E il ga giuravi, è vero? È il meglio di tutti, neanche andato Neanche a andato. visitare il bambino. Perché Ma lui è ha morto. fatto una opera Le di morto. misericordia. Sì, Per re là le morte. sì. È come pescare, più grande scappa sempre. Sono andato a pescare dove che scappa uno. Ah sì? Sì. Ma pensa grande. No, la mia grande non Una avevo. bestia. Ciò che tu a San Lambo in PA là? No, come te via. Ah, te che metti via. Mica mangiare isca, ma no. Ascolta bene adesso. Un saluto a Beto Pinzetta. Opa, Oh. Perché che Beton, le mie venisse Beton. con coi? Era per venire. Ah, ma come mi ha invitato magari. Ma Ah, lui boh. non... Oh Beto, come mi ha invitato? Allora carancio, Te non si de viene. casa, Ma mia vieni, vera. come mi avvisarmi. Lui è de casa. Fara dei santi, re del medioevo. Ascolta bene, medioevo. Medioevo. Che c'era nella Europa la devozione ai re maghi o santi re. I suoi resti mortali là del 1164. Le anni, 1164 sono stati trasferiti per la cattedrale di Colonia ante l'Alemania. Ecco, nel Brasile il prete Giuseppe de Anchieta, Sì. José de Anchieta, Sì, il nome sì. lì, e il prete Manuel da Nóbrega, i ha aiutato a spandire queste manifestazioni conosceste come feste dei re.
boi dei re, pastorele, boi de Gennaro e fare dei re. Come che voleva altri chiamarli? Gruppi diversi e visiti le case. Ascolta bene. Fin il dì dei santi re 6 di Gennaro. 6 di gennaio. 6 di gennaio. Ecco, suonando musiche allegre per lodare i santi re e il nascimento di Gesù bambino. Tradizione che si mantiene in tanti posti fin ai giorni di ancora. Sì. Che qua a Vespasiano Correa, i fatto il viaduto, 13, i fatto. E non altri andiamo a parlare meglio qua. Allora che c'è la fara del re e il terno del reis. Sì. Che è in portoghese. Il terno del Terno del reis è in portoghese. Sì. La è lunga come una taipa. E il terno è in tre. Il terno è in tre? Sì. Ecco. Mi capisco che il Sì. terno è in tre. La è composta per musicisti, cantori, ballerini, suonatori, che sono strumenti artigiani, capito? Ecco, allora che ne è? Tamburi, reco, flaute, rebecca, viola caipira, gaita e sanfona, e canta e balla e fa festa in onore al bambino. Al bambino Gesù. Al bambino Gesù. Spettacolo! E era contenti loro, era gente. Sicuro. E allora qua a linea, che dice a linea 30, ma lette a sede, se pertence a Casca, e ha fatto un video e Beto Pinzetta me l'ha mandato. Sì. Sora questa gente che ha un costume, una tradizione di anni. Te sembra Rosi che il costume qual era Dio perdersi e adesso le Dio ritornare, che tanta gente Dio far che lavoro lì. Ma che così, bellezza, che bellezza. Come noi siamo Dio fare la campagna di parlare italiano. E allora, Beto una ora di queste ti viene a spiegare meglio questa storia, ma c'è un video che Beto ha fatto solo questa gente cantare. La stella si chiama il nome della cantata, la stella. Devo vedere meglio con quelli del 30, vai là. Oriente di andar ora Gesù di un re superiore di tutti, maiore di quanti al mondo nel cuore lo chiamar, nel cuore lo chiamar, nel cuore lo chiamar. Che foi che te chiamò, che foi che te chiamò, mandando la stella che secondo te qui, dove il bambinello grazioso e bello in braccio, Maria, che le madre de lui, che le madre de lui, che le madre de lui. Amabile Señor, amabile Señor, insieme al nostro cor, perciò lo abbiamo portato l'incenso dorato e mirra e oro e un dollaro di vino. Che
a Beto. Quando che ti vai a filmare, rabalta tocca il Ma cellulare. Beto deve ancora imparare. Beto, para qua Beto, uomo Beto. di due cuori. Oh, non Dite solo che- a lui, non solo a lui. Eh. Sempre quando va un filmare. Ma le sta lupa che capita? Filma con il cellulare deitato. Ok? Sì. A lui- Giusto? È l'uomo di due Ma, cuori. ma adesso che abbiamo detto su a Beto lo ringraziamo. dai. Chiediamo i complimenti a lui. Prima un pugno, dopo tirarlo su. Un pugno, dopo tiriamo su. E a tutti quei del 30 Sì. che ha questa Niente. tradizione bellissima, fantastica, meravigliosa di cantare. È una delle più belle comunità che mi conosco. E organizzate. I mantegni, Netta, la. campo di football, Il museo. Museo anche. Luigi Pinzetta, del Sì. frate Salvador. Sì. È una comunità forte e tanto uniti loro là. E si Sì, giunta si gran giunta. tanto ringraziare a tutti. Non potremmo fare noi perché sennò smentiamo di qualche le nostre amiche. di qualche maniera. Non ha dato per ciappare le cose di quei di casca che fa la live perché abbiamo paura che sia problemi per noi. Va bene? Sì. Ma adesso è ora di ridere. Oppa! Abbiamo Oppa, fatto va. appunto. Gli mando un saluto a Ivan Celestino e tutta l'equipe da Energia Solar Power. Oppa! Fa come me, metti sulla tua energia propria, non sta da Dio panciane. Ecco. Il sole si incarica. Il sole, sa che il sole lavora per me. E te dico mica. E te dico Intanto mica. mi dormo là per la una e mezza. Mette che a bruciare l'inguria qua dove Ma rostega. guardarci. Ma te manco dico- il mega portare energia. Te dico mica le dio lavorare bene al sole. Ascolta sti qua. bene, al mese mi dormo con l'aria condizionato intaccato, il sole là fuori che lavora per me. Lo go contrattato. Che l'abastesse l'aria condizionata. E i chilovati roda neanche attorno. Ma che va in giù cul? Che il momento lì lei o inversor Sì. volta. Torna in trio. Ecco, ben così. Va bene? Va bene. Dite che dito che ti caffè una Sì, fruttoletta. la zelia qua appunto. Qua. Vediamo, Guarda vediamo. qua. Dai, allora. Un brasiliano, qua del Brasile, i brasiliani. Ah, Era sì. lì, Noi altri siamo Noi altri brasiliani. siamo Sì, brasiliani. abbiamo origine Abbiamo italiana, radici ma siamo italiane. brasiliani. Brasiliani. Allora l'era trio fare colazione la mattina. Sentare là, c'è un ristorante, sentare là che mangia pan e scimmia, e caffè. Marmelada. Ma non era mia marmelada. Marmelada, ma marmelada è di marmello. E No, scimmia, no, e scimmia è lo di che? Marmelada è di Ed è fighi. tutto, è tutto. Marmelada è di fighi. E scimmia è lo di che? Scimmia è di quel che ti vuol dire. Scimmia le in brasiliano. Scimmia Scimmia. in portoghese. Allora marmelada. Marmelada. Marmelada una volta mi pensai che era solo di Roba dolce, solo può di essere. marmello. Roba dolce. No, di marmella codognata. Con- Di fighi e marmelada. La Sì. codognata Fighi di figata. e la figata. Sì. E dopo ti do la Codogna e una smassa scodognata. e ti do la smassanata che le devi massare. Le donne si casa anche loro si devono discutere adesso. Sì, Se sai là anche che è picchi che codognata, è quella che la senta. figata, scimmia. Figata, scimmia, scodognata. E i frutti se tu fa quel che ti Sì, dai che è il nome che te La vuole. succata, sai le sucche. Sì. Quel che Dio mangiava, sai anche picchi Oh, che la non Dio è mangiava scimmia allora. da povera, succata. Era Dio mangiava marmelata o che allora? Vai. Caffè, pan e marmelata. Sì, marmelada. Allora- Italiani, tutto che va su per il pan. Le Allora marmelade. là che fa la colazione. E arriva un argentino. Argentino con la cicla in bocca. Mia Messi. No, l'era cosa? Canidia. Canigia. Di Sì, Maria. canigia. Ciclettero. E ciclettero. Se va sentare là da rente. Ciclettero da Sencina. Da Argentina. E se va sentare là da rente il vardea con l'altro là che passia. E Ma ha detto, va. fatti qua il Brasile che ha detto, mangiamo pan. Sì, il brasiliano che mangiamo caro. Lo stai qua in Brasile mangia pane? Mangia pane. Sì, che ha detto lui. Noi altri argentini no. Noi altri là mangiamo solo il miolo dentro. Sì. E la scorsa buttiamo in un container. Solo la megola. Quando che è pieno, noi altri facciamo un processamento, facciamo roschine, vendiamo il Brasile. Con l'altro gioca a passare un pochettino Sì, fame. E che passare allora la marmelata. Mi guida che Argentina. I gamale mal pan da mangiare che epoche qua. E devo passare la stretta come anticamente in altri. E adesso allora sta punto del pan che passa la marmelata allora. Sì, Passa la marmelata.
Lui gli ha detto allora, mangiamo con marmellata, Valtteri? Sì, ma pane e marmellata. Noi altri là noi, marmellata mangiamo via, noi altri mangiamo solo frutti, sadì, buoni, Sì. e discorsiamo, mettiamo te contenti, qui in marzo anche dopo, facciamo marmellata, vendiamo il Brasile. Ma signor, Guarda che incontrano là, anche. qua, che mastighiaccio. Ma era E vero. quell'altro che se ne era già il brasiliano. Lago Subek. Ah, il Ma mi brasiliano. sono nervoso, mi parlo. No, e già cominciare a ritirarsi i nervi, cioè venire Ma camì? Ma un pugno argentino che cavo via l'argentino là Marcelo. che fa fino al sbale, Ciclette. e lui che dice, e va l'altra Argentina, fiocchi delle camisiglie. E noi altri speriamo che dite buttiamo via. Quante Brasile noi altri noi. Noi altri qua le mettiamo in un container e dopo quando che le piene le processiamo e facciamo ciclette e vendiamo Rutins, il demonio. L'argentino le dà. un cicletta argentino. E dopo da fuori la cicletta fuori. Oh, quando che vedevo un argentino di mastegare cicletta, vi cosa Ho detto mai cosa senti di lui là. Guarda che ormai siamo di finire. Ecco, sì, gatto una cattiva rostica o no? Ma no, la gomma è lunga 4 metri. Ah, ma Tiger di un due no? Scurtela. Il video di chi? Del libro? Del libro. Ascolta bene, noi che avevamo un libro, lo vergogna ancora mostrare. Lisa, ciappa il libro là, fammi un favore. José, ciappa là il libro. Gli mando un saluto di questo momento a Leo Peruso, è un grande amico nostro, lo conoscevo sti dì, agradabile di stare insieme, ganna testa buona, ciappa la Marino. Le bravo, lui è scrittore. E allora il ha fatto 2 libri e adesso viene il terzo, Sora la colonia di Guaporé. Perché Guaporé è vecchia, Sì. Guaporé ha di più di 100 anni e nanti qua di Serafina siamo fioi di Guaporé. De Guaporé, E Guaporé è fino a Villa Maria. Mi vanini sono fiol de Guaporé. Mi sono nascesto Guaporé, mi certidone le Guaporé. Perché conosceste a Margarida allora? Magari anche la Florinda anche, tutti e due. Tutti e due. No, gente, signor. solo quelli di Guaporé sa cosa che non si poteva parlare adesso. Margarida. Ma lei è vera, Oh, mi Familias sono da Colonia Guaporé. Maraviglia, guarda che bel libro. Allora, él parla delle famiglie che se veniste desde il tempo dell'Italia, della città e l'anno, e il nome, cognome giusto. Dopo Sì. quando io venesti qua, e se venesti, perché prima si fermai avanti a venire a Guaporé. Andati a Porto Alegre, Sì, né? sì. Porto no, Porto dos Casais. Dos Casais. Oh. Porto Alegre na história. Já foi Porto dos Casais. Aê! Marinho, velho, Bellissima. romantico. Porto dos Casais e dopo i Venea, São Sebastião do Caí, Bento, Farroupilha, che chiamava Nova Milano, via fermandosi. E dopo venisse a Guaporé, la colonia di Guaporé, allora tutti i municipi che pertencevano a qua che c'è una storia. Mi dico qua Antonio Marostica, vi so che tanti Marostica, Dio ascoltame, Antonio Marostica le venuto qua con la sua famiglia. Bom, famiglie di 16, 18, 14, 13, tutto così. Era così. Una riga di fioi, Angelo, e i nomi lì, Pietro, Tony, Antonio, Luis, Luigi, Maria, Maria. Maddalena, non era una famiglia che non era una Maddalena. Per via da Santa Maddalena. Maddalena. Ecco. Allora, questo libro qua, lo guadagna, lo ringrazio, ma lui dà un libro per il sorteio. Allora Josiel dopo fa il sorteio e noi annunciamo la persona che guadagna, la me passa l'indirizzo E lo e mandiamo. noi ti vai a ricevere a casa tua per niente, neanche il costo del correio non corre, va bene? Ma mettiamo su Leo che va a parlare solo il suo lavoro. Vai là. Buonasera a tutti, buonasera Marostica. Se devo contare ancora frottole di una volta le storie. Mi mi chiamo Leo Peruso, sono maestro a Curitiba, ma sono assisto qua da Rente a Pulador, un piccolo distretto di União da Serra. Ho scritto 2 libri, il primo con la storia della colonia Guaporé e un poco delle prime famiglie del municipio di União da Serra, del paese di União da Serra. E il secondo libro
un poco delle storie di 200 prime famiglie che sono arrivate qua nella colonia Guaporé, che era l'antica colonia che si comincia a Mussum, e andava qua, fin qua a Villa Maria. Allora, se avete interesse di leggere e conoscere un poco delle prime storie, un poco della cultura, delle frottole e delle musiche delle prime famiglie e della storia di questa regione della Serra Gaúcha, vi invito per conoscere meglio il mio lavoro e anche il lavoro che potete leggere in questi 2 libri che sono disponibili nella internet. Se mettete Cappella San Giuseppe o Famílias da Colônia Guaporé, editora CRV, potete incontrare meglio informazioni sulla internet. E vi lascio qua per continuare il programma di Marostica con questa bella cartolina, questa bella immagine di Serafina Correa, di questa chiesa che la gade ormai 100 anni, di questa bella campana con la prima canonica dove che era di stare preti. Buonasera a tutti, ciao Marostica. Caro mio, grazie. Grazie. Ma dei vati che volevi partecipare del nostro film, puoi mandare video? Sì, non anche qua, che sei un 20, che è un crivello, no? Sì. Classifica, giunta, taglia, posta, sono devo scherzare. Ma principalmente italiano in famiglia, sì o no? Parla italiano. Sì. Non andiamo di fare questa campagna. Quando si deve fare una colazione, di mangiare con la famiglia, con i nettini, che si parla italiano, fai una gravazione e mandela. Proprio, ascolta, mi vuoi fare un cosa? Che? Devo fare che lì? Parla italiano, per mettere su. Del cellulare. Sì. Butta. Te ho detto, buttai che è meglio. Sì. Sempre meglio no, buttare. No, mi buttai, lavoro ben meglio che se no. Allora cellulare butta, fai i video, mandai a altri qua. I video, tu a te in famiglia, il nonno. Fa il nonno parlare e mettiamo sul nonno qua. Lo dico, ma da un cellulare buttare e sa il deo davanti. Sì, ho visto che avevi messo il deo. Mia sta mia. Ascolta, e allora parla italiano. Sì. Ecco, questa è una campagna che sono andati a fare. Mi avrei una proposta per fargli a Dottor Paolo, a Juvenal, l'Annedì, quella del Paraná, dell'università di Loremì, sì. Chi ancora? Là di Pignalzinho. Su di San Anduva anche che ne quelli di San Anduva, ecco, proprio. Allora anche Giulio Posenato, chi ancora che viene a mente qua? Bene, a tutti, chi si involvesti in linea? Joan Tonus, proprio così, sì. Quel che ha fatto il libro che le viene qua, parente di Ciarello. Aspetta, adesso mi viene in mente. Scampare il nome, ma infatti, guardati che cosa, no? Questa gente qua, non anzi che varia caro de ver il giorno del italiano. Ecco, sì. Il giorno del italiano. Via do italiano. Quando sarà? Quando? Mi cato che varia di essere o il giorno X, o se no alla domenica, prima domenica di Gennaro, prima domenica di tal, sarebbe il via do italiano, il giorno del italiano. Ecco. Che mai mai pensa sora che l'assunto lì mi aveva il giorno di tutto, ma il giorno del italiano, il giorno del papà, il giorno delle mamme, il giorno il giorno del miglio, il giorno del migrazione, perché che non avevamo Cansi, caro mio, ecco. Ma infatti tutti quelli che fa italiano, fa programma del radio e tutto questo, va bene? Lì bisogna che mi sono qua, perché gli è pronti per cantarli. Radio Conegliano in Italia, Radio Attiva di Villa Langaro, Radio Chapecó, Radio Onda Nova del Relvado, Radio Nativa del Val Seco, Radio Clube de Realeza, Franciscana de Dona Francisca, Nova Palma, Estação de Cocal, Clube de Machadinho, Serra de Serra Alta, Verde Vale de Salgado Filho no Paraná, che sono stato là a fare un spettacolo. Nambá de Ponte Serrada, Libertà de Três Palmeiras, Tropical de Vera, Mato Grosso, Cidade de Campo Novo do Paresi, Mato Grosso do Sul. Siamo tutti là che ascolta.
E me tocca far saber, Marostica, se che nei radio in Irasimigna che bisogna chiedere. È logico che ne La che ne È claro loro, Irasimigna. Vatti di Che ne un Irasimigna. Santin, un cappelletto che e la Fabi, loro che fa programma là da Ma allora Fabiano mette Santin, entra in cadena. Tony Cappelletto e Irasimigna. Pedro Santin. Là Ecco, con i miei che t'ho parenti, visto. là Ascolto mi tutti i sabati parenti. mattina mi ascolto sempre, i guardo. Italiani Ecco. di qua del Rio Grande do Sul, tutti qua. Una frotola. La Santin. Da Ben tempo suelta. no. 10 minutos. 10 minuti, dà per contare a Cioè, ma frottola. siamo driu finire il programma, È una foto di un minuto o la tira via? Siamo un driu minuto? finire il programma. Ma ti che contare, che mi hai contato la tua? Mi è contata? E tu hai visto che filosofata che ha dato la frottola di un minuto, tira via solo un minuto. Filosofare un pochino, guarda, non fino per programma. Un saluto a quelli della Adilnet, provedore di accesso a internet, la Migi Plus che fa rason per tutte le bestie, la Pian Alimentos che quando la Migi Plus non fa Pian, Sì. la Pian è per cangati e pissi, vero? La vodka Raiska che è per fare le meglio caipirinhe, ma se te bevi te sei. Non dirige. Non stai a con responsabilità. E Solar Power Energy 549 9910 1600 para quem quiser adquirir uma franquia da Solar Power ou também para ter a sua usina solar. Sì. Vera Solute proprio. Va bene? Produzir e dopo vendere. Ascolta bene. E che non suonata al punto là. La frottola. Allora, mi idea che femo così. Femo una sonata. E dopo? Torniamo per contare due. Ecco. E dopo ritorniamo con loro che è una sonata. Ascolta bene. O no? Dai. Ascolta bene. Sono stesso in colonia, per quella canto così, mi ricordo tutti di le struzie che go passa. Vengo criata con a, dormia in qualche paion, de mangiar poco de bon e quasi sempre misurare. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fuoco a legna la salera che voglia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciappia l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sottuose che preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Aê! Ô Edgar, essa música aí é um sucesso no Brasil inteiro. Sucesso, música raiz da gauchada, chucra. E daí ninguém deixa de fazer essa música aí. Eu tenho certeza que todas as bandas fazem. E se nós deixar de fazer essa música do fundo da grota, pessoal, parece que nem gaiteiro não tem. É verdade ou não é gaiteiro? Do fundo da grota, sim, então. Mateando no pé do borraio, conto causos e anedotas. E o fogo velho campeiro me aquenta o bico da bota. E para cantar o Brasil inteiro, veio do fundo da grota. Fui criado na campanha em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, para relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, os cabelos enfumaçados. Quando rompe estrela d'alva, aquela chaleira já quase nunca é o dia. Eu pego da rei o relincha nesta varia, quando uma saracura vai cantando empoderada. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha por todinho. Na boca da noite me aparece um zurilho, que me já perto de casa pra ticar com a cachorrada. É desse jeito tranquilo. Numa cama de pelego, me acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, a quando não vai mal. Eu me criei chuque bagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graça e sem sal. E quando rompe estrela d'alva, aqui na chaleira já quase não vai o dia. Eu pego da rei o relincha nesta valia, canto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do sorro,
pela no piquete relinchando o cotilho. Na boca da noite me aparece um zurido, e me já perto de casa pode ficar com água pecada. E vamos num tranco bem fandangueiro, companheiro. Esse é o tranco, Temos de volta num trancão velho fandangueiro, e a sala montada que nem formigueiro, nos quatro cantos da sala levanta a povadeira, o povo animado dançando a bandeira. Temos de volta num trancão velho fandangueiro, e a sala botada que nem formigueiro, nos quatro cantos da sala levanta a povadeira, e o povo animado dançando a bandeira. Teve que tem pegada na bandeira, não temos preguiça, montemos pra quebrar, e vamos firme num trancão monarca, batendo na marca até o dia clarear. Nosso ideal é ver a sala cheia, a alma incendeia com vontade de cantar, cada sorriso estampado no rosto. É aí que a gaita velha se abre com gosto e vamos metendo ficha. Temos de volta num trancão velho fandangueiro, e a sala botada que nem formigueiro, nos quatro cantos da sala levanta a porvadeira, e o povo animado dançando a maneira. Temos de volta no trancão velho fandangueiro, e a sala botada que nem formigueiro, nos quatro cantos da sala levanta a porvadeira, e o povo animado dançando a maneira. Vamos que vamos. Ui. Certo o passo. Temos de volta num trancão velho fandangueiro, e a sala botada que nem formigueiro, nos quatro cantos da sala levanta a porvadeira, e o povo animado dançando a bandeira. Temos de volta num trancão velho fandangueiro, e a sala botada que nem formigueiro, nos quatro cantos da sala levanta a porvadeira, e o povo animado dançando a bandeira. E vem que tem pegada na bandeira, não temos preguiça, botemos pra quebrar, e vamos firme num tranco monarca, batendo na marca até o dia clarear. Nosso ideal é ver a sala cheia, a alma incendeia com vontade de cantar, cada sorriso estampado no rosto. É aí que a gaita velha se abre com gosto, e vamos metendo ficha. Temos de volta num trancão velho fandangueiro, e a sala botada que nem formigueiro, nos quatro cantos da sala levanta a povadeira, e o povo animado dançando a bandeira. Temos de volta num trancão velho fandangueiro, e a sala botada que nem formigueiro, nos quatro cantos da sala levanta a porvadeira, e o povo animado dançando a bandeira. Vamos embora. Fecha a porteira, gaiteiro velho. Maravilha, amico, mi testo fin su io c'hai, sai perché? Adesso che vedi bene. La gente deve mandarmi recadi, cose qua, saluti. Marinho, mi vedi lì dove ancora? Opa, qua mi vede di Montauri, di Pomerode. Pomerode? Pomerode, Santa Sì. Catarina. Settimana qua che c'è stata una reportage, settimana passata, a RBS che ha fatto un reportaggio sulle lingue. Sì. E è stato il Pomerò, che era un paese che esistia e in cui esiste più. Medo resta para a Polônia e medo para a Alemanha. Mas é quase na região do Rio Grande do Sul que parla Pomerode. Que vamos passar anche antes da RBS. Lora Pomerode, Cascavel, Medianeira, Paraná, São Miguel do Oeste e São Paulo. Visto? São Paulo. Ascolta, Sergio Perigo che ha scritto qua, Marosca, ma ha scritto una lunga storia. Na Itália ainda é feita a peregrinação de Natal. Aos 6 de janeiro, recolhem donativos para obras assistenciais. Província de Trieste, nas casas onde passam, escrevem com giz na porta as 3 letras. GMB, os 3 reis magos. Gaspar. Sim, aí não. Gaspar. Vamos. Gaspar. Com G. Sim. M. Melchior. E Baltazar. Gaspar. Melchior e Baltazar. Ecco. E a tenda do gringo ha detto: estou em Natal, Rio Grande do Norte.
Ma Dio assistere la nostra live. Che t'ho E visto, il quarto re mago là, Sol Bartoldetto. Ma vengono o non vengono? Mi non Ven, so, ven, Bartoldetto Dite viene. Savare. Facevo il contratto con Bartoldetto. Ma dopo famo come qua? Non sta andando A Saidera, dopo Sì, vamos dai, a serrare. Dai che le 10. La Saidera, guarda qua. Sì. Pai e fiori andai della bodega. Pare e fiori. Pare e fiori. Sì, Pai no. e fiori, pare e fiori. Sì. Becchi di inviziare il fiore. Ma tutto bene, dai. Era viciai perché allora i bevea. Era perso. Arriva ora andare a casa, era bel che notte e tal. Sì. Lui un dietro davanti e un da Dio. Di repente un si è messo tropicale. Strabucca. Come poi che le marine su fiori. No, ma era un dito. Sì. Supposizione. Suppugnando il caso. Mi e Giacomo. Oh, Dio. Giacomo, un fiol. Vede. Giacomo che nome? Sì. È un bel fiore che è. Bel Devi fiore. pushare il paino. No, a mamma. Vai. Cioè, avanti così, e si cata là, cioè, tutti stramboloni, uno ride con l'altro. Certo che stanno due. Ma te che è contata che frotto? No. È un'altra. Mi sono che stare te la casa, là, te la schina. Tu sai che mi Lui che dita, anche a me sono là. Oh, sì. No, veda, là sono lì. Il pai che dita, il fiore, anche a me sono da stare là. Io che mi sono, so che sono là da stare. E con la chiave qua in carsella. E il pupà che grita, anche a me con la chiave tirata fuori, grita, avuto che vai là, verde, va orento, ad un video. L'indalaccio al gaverto, l'andarento. E quell'altro che va a guardare, grita, ma come così? Giacomo e Garita, come così che ti sei andarento e con Camilla chiave lì? Sono da stare anche a me qua con idea. Mi pare che sono qua e lei qua. Di repente la mamma sentiva la vascigna le vada su. La vascigna le vada su, la Garita. E che avevo mia vergogna da pai e fiori di obbligare a venire rento casa. No, ma gente. Che guarda su fiori, Garita. No, che siamo da stare tutti e due qua. E dovete che fa la cacciassa? Cosa che non fa la cacciassa? La verde. I sentimenti. Bene, desideremo a tutti un buon anno. Sì. Siamo di passare una situazione un poco delicata qua nel nostro Brasile, ma credo che tutto va a posto. Aspettiamo che tutto va a posto. Noi altri volemo solo lavorare. Sì. Salute e lavorare. La nostra idea, noi altri volemo lavorare. Assieme a lavorare non mi occorre più niente. Sì o no? Ecco, volemo dargli i sentimenti nostri, i pesari a famiglia De Costa, che abbiamo perso un grande amico nostro, viene sempre a aiutarmi qua a lavorare, che aveva un'amicizia grande, e lui ascolta sempre la nostra live, in cui sta la messa del settimo giorno di un grande amico nostro, Olimpio De Costa, 70 anni, giovane, ecco, una persona che sapeva lavorare in opere. Lui Capriccioso. Finorio. Con lui proprio. Lui voleva tutto. Ma quello che è giusto proprio, il Finorio con lui proprio. Un uomo di Cesa, se che dice, no? Sì, un uomo buono, se far bene a tutti, mi è vero, voler bene a tutti. Ecco, allora ringraziarlo a lui per tutto il tempo che siamo stati insieme, per quello che mi ha aiutato, e anche alla sua famiglia, e desiderare forza. E che bello che lei parlare di una persona quando la parte, parlare che siamo Dio parlare con altri. Lei è un segnale che ha fatto la sua traiettoria bella, questa vita. Noi altri ritorniamo, se Dio vuole, domenica che viene, dalle 8 alle 10, col nostro filo italiano. Parlé italiano. Va bene? Sì. A tutti quanti un struconasso! Ma vi vuoi ringraziare al gruppo Os Mensageiros, che sono bravi, i nostri amici, nostri parcerassi che viene qua e canta bene, e anima bene, e fa le sue feste. Neo, parla a te adesso, un struconasso a tutti gli altri e un felice anno nuovo. Va bene? É isso ali, Edgar. Nós queremos agradecer então aí a tua equipe, todo o pessoal aí que está assistindo a gente e desejar um feliz ano novo para todo mundo e que esse ano seja para lá de bom para todos nós, né? Então vamos encerrando com um hino italiano che è l'America, né, Edgar? Volemo che tutti gli altri cantino insieme. Proviamo allora.
Dalla Italia non siamo partiti, siamo partiti con il nostro Signore. 36 giorni di macchina e vapore, con le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la America? America, 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 è un bel massolino de fior. America, 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 cosa sarà la America? America, 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 è un bel massolino dei fior. All'America le lunga e le larga, le formata dei monti di piani, e con la industria dei nostri italiani, come le bestie abbiamo riposato tutti. America, 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 cosa sarà la America? America, 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 è un bel massolino dei fior. America, 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 sarà la America? America, 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 è un bel massolino dei fior. Un strucconasso a tutti quanti, un abbraccio dei messaggeri e fino un'altra volta.